Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, Replay su Teleeuropa Network. Siamo arrivati a lunedì 18 marzo 2019, parleremo di quello che è successo in Serie B, del pareggio conquistato dal Cosenza all'Adriatico Cornacchi di Pescara nell'anticipo di venerdì sera, e poi parleremo anche naturalmente del pareggio del Crotone nel posticipo 2-2 contro il Lecce di Liverani. Avremo due interventi telefonici questo pomeriggio, uno con la collega Claudia Berlingeri di Gazzetta del Sud da Crotone, e poi avremo con noi niente poco di meno che l'agente FIVE e direttore sportivo Lionello Manfredonia, già direttore sportivo del Cosenza degli anni 90. Poi nella seconda parte andremo a vedere, oltre a tutti gli highlights, le interviste di rito, parleremo naturalmente di quello che è successo in Serie C, la sconfitta del Rende nel derby a Vibo Valencia contro la Vibonese, sconfitta immeritata perché il Rende ha creato tantissime palle gol, gli sono stati annullati due reti ad Actis Goretta, e parleremo della sconfitta anche del Catanzaro a Rieti, la terza sconfitta consecutiva per la formazione di Gaetano Auteri. Ricordo comunque che la Regina ieri ha osservato un turno di riposo. Di questo e di altro parleremo con il nostro Gianluca Gagliardi, allenatore ex del Cosenza e della Triestina. Buonasera a tutti. Grazie Gianluca, a te. Grazie, poi sarà affidato il commento tecnico-tattico di Cosenza e Crotone. E ritorna con noi un gradito ospite, Benito Scola che a Cosenza e in provincia conoscono tutti, opinionista, uno che insomma di calcio ne mastica non poco. Grazie Benito, grazie professore come ti chiamano i tuoi alunni, per aver accettato l'invito. E poi con noi naturalmente il collega di nuovacosenza.com, nonché nostro collaboratore Pippo Gatto, che è stato a Pescara all'Adriatico e ci racconterà quello che ha visto da vicino. Allora io direi di andare a vedere subito i risultati di questa giornata di campionato con la relativa classifica generale. Ringrazio alla parte tecnica, come al solito, di consueto Enzo Leonetti, Francesco Camposani che guida la Camera, e poi Luca Chite e Giuseppe Costanzo alla messa in onda. Allora, Enzo Leonetti, risultati della Serie B, grazie. Eccoli qua, così poi faremo un primo commento in studio. Benevento, lo Spezia ha battuto il Benevento per 3-2, 2-2 tra Crotone e Lecce è stato il posticipo, 1-1 tra Foggia e Cittadella, Verona Ascoli un altro pareggio 1-1, il Livorno ha battuto la Salernitana per 1-0, Padova e il Perugia ha vinto per 1-0, il Palermo ha battuto il Carpi 4-1, Carpi che ha finito la partita in 9 uomini. Sono stati espulsi 2 giocatori della formazione appunto emiliana, poi Pescara-Cosenza 1-1, Venezia-Cremonese 1-1. Ha riposato in questa giornata di campionato il Brescia, ma non è cambiato granché in cima alla classifica generale. Andiamo a vedere la classifica generale, che vede sempre al comando il Brescia, 50 punti nonostante il turno di riposo, a 49 si è avvicinato il Palermo a 49, poi dicevo il Verona 46, 45 punti per il Lecce e per il Pescara, 43 punti Benevento, 41 Perugia, 40 Cittadella insieme allo Spezia, poi 34 Salernitana insieme al Cosenza, 32 punti per l'Ascoli, 31 per la Cremonese, 30 per il Livorno, 28 per il Venezia, 27 per il Crotone e per il Foggia, 23 per il Padova e 22 per il Carpi, fanalino di coda. C'è da dare una notizia che proprio questa mattina il Padova ha esonerato l'allenatore Bisoli per la seconda volta e al suo posto ha chiamato l'allenatore, il tecnico della Primavera, che si chiama Centurione, per chi lo conoscesse. Intanto parliamo con Gagliardi, vediamo un attimino. Sì, è stata una partita dove nessuna delle due squadre fondamentalmente ha fatto di più per portare a casa il risultato pieno, e tantomeno c'è stata una supremazia territoriale dell'una e dell'altra squadra. Diciamo, è stata una partita abbastanza equilibrata, dove il Cosenza, diciamo, non ha corso quasi, se non in una mezza occasione, nessun rischio, ha fatto la partita ordinata, una partita senza sbavature, lasciando praticamente al Pescara poco dal punto di vista del possesso e soprattutto non disdegnando ogni tanto di portare qualche pericolo alla porta avversaria. Certo, era una partita dove alla fine l'episodio del rigore che non cambia il risultato, in quanto diciamo, fiorirlo poi
ci ha restituito il torto arbitrale, quindi ha permesso al Cosenza comunque di andare in vantaggio. E una svista sulla palla inattiva ha rimesso in gioco il Pescara. Peccato, perché io ritengo che non è che erano abbastanza importanti, in quanto una spina dorsale quale Campagnaro, Brugman e Mancuso in Serie B e nel Pescara, insomma, fanno più che la differenza. Però va bene il punto, va bene aver mosso la classifica, al contrario di quello che purtroppo era capitato la domenica prima contro il Brescia, e questo ci avvicina al traguardo, che è la cosa essenziale e l'obiettivo primario, la salvezza. Allora, Benito Scola, allora, sei d'accordo con quello che ha detto mister Gagliardi? Che partita hai visto tu all'Adriatico? Sono pienamente d'accordo con quello che ha detto mister Gagliardi, Gianluca. E ho visto due squadre che non hanno dato il massimo, soprattutto per le assenze delle due squadre, perché è vero che mancavano diversi giocatori al Pescara, ma anche il Cosenza era largamente spuntato, diciamo. E quello che ho notato in questa partita, io ho notato una cosa che sto notando da più partite veramente, che il Cosenza è completamente spuntato in avanti. Se non segna Tutino, non segna nessuno. E probabilmente perché Littere ancora non è pronto, e probabilmente perché Maniero non sta bene. Però onestamente dal reparto offensivo noi pretendiamo un po' di più. Certamente. Perché ti ripeto, se tu vedi, Tutino a 8 gol ha segnato più della metà dei gol che ha segnato il Cosenza. Quindi il Cosenza pretende di più dalle due punte, perché non solo qua non segnano, però non tirano in porta. Io credo che le due punte onestamente in questo momento non stiano bene, perché giocatori come Littere e giocatori come Maniero devono dare di più. Anche perché ricordiamo che Maniero, ne parlavamo ai microfoni spenti, a telecamere spente, è quello che è in attività in Serie B che ha il maggior numero di gol, insomma, no? Per la sua carriera. Ma anche Littere è stata una promessa dell'Inter, quindi un giocatore che il Cosenza ha inseguito lungamente, quindi devono dare di più. Il Cosenza quest'anno, io devo dire una cosa, come abbiamo detto a Affari Spenti, io questo allenatore praticamente lo terrei a vita, perché è un allenatore, è stato secondo me insieme a Giorgi il miglior allenatore che ha avuto il Cosenza. E poi niente, il Cosenza quest'anno si sta reggendo grazie all'allenatore, parliamoci chiaramente, e grazie a tre giocatori che secondo me sono nettamente che sono Dermaco. Posso chiederti quali? Dermaco, Palmieri e Tutino. Palmieri secondo me, senza nulla togliere a Tonali del Brescia, che io conosco bene, lo seguo sempre, però secondo me Palmieri è un gradino più alto, anche perché verticalizza meglio, e mi ricorda Pirlo quando era proprio giovanissimo, e poi anche in fase di non possesso io credo che sia largamente più forte. Tonali è reclamizzato dappertutto, lo vogliono tutte le squadre, non ho capito perché non vengono a vedere Palmiero, che secondo me poi... No, perché sanno che è già del Napoli, Palmiero, perché è del Napoli? No, perché è del Napoli, perché è cresciuto tantissimo, Palmieri rispetto all'anno scorso è cresciuto ancora di più. Ok, grazie Benito. Allora, vediamo se abbiamo ripristinato il microfono di Pippo. Pippo, stavi dicendo, partiamo da quest'ultima situazione, che ti riferivi? No, stavo dicendo che parto dalle considerazioni di Braglia, che chiede più rispetto per il Cosenza a fine partita. Braglia nell'intervista che ci ha rilasciato diceva appunto questo, un rigore come quello Solare provocato da Gravion, che con una mano prende il pallone e lo passa sull'altra mano quasi giocasse a pallavolo, poi si guarda intorno come se l'ha capito di averla fatta grossa, e né l'assistente sbandiera, né l'arbitro interviene, perché posso capire che ti arriva un pallone su una mano e ci urta, ma quando fai pure addirittura un palleggio, forse voleva fare un backer, alla fine un po' ci rimani non male di più, al di là del fatto che poi ci siano state altre valutazioni in campo. Una partita come questa dove due squadre si stanno
giocando una la Serie A, l'altra la permanenza in B, ci si aspetta almeno un arbitro che abbia quantomeno capacità di tenere la partita, non è la prima volta. Capisco la sudditanza psicologica come capita nella Serie A quando gioca la Juventus e in Serie B quando giocano le prime della classe, vengono chiusi, non un occhio, vengono chiusi tutti e due gli occhi, col Brescia ancora più clamorosa è stata, però il rispetto va fatto per tutte quante, va dato per tutte quante le squadre. Al di là di questo, che la nota polemica va comunque fatta per il semplice motivo che non è la prima, spero sia l'ultima ma non ci credo, contro il Cosenza, sia data la possibilità di giocarsela ad armi pari, perché se poi si ci mette pure l'arbitro 12 contro 11 neanche ce la fai. Al di là di questo, il primo tempo a me è sembrato di vedere due squadre che lottavano per obiettivi inversi. Sembrava che il Cosenza fosse in testa alla classifica e il Pescara era lì a subire il gioco dei rossoblù. Non dimentichiamo, come giustamente avete sottolineato anche voi, che Brugman e Mancuso non li può regalare a nessuno, ma neanche Corsi, Idda e Palmiero può regalare a nessuno. La squadra del Cosenza ha 6 rimaneggiati. Embalo, che a inizio gara a mio avviso secondo me è stata più una mossa pretattica di Braglia, perché Embalo praticamente doveva recuperare un po' di energie e ancora aveva un po' di risentimento. Il riscaldamento forse ha sentito un po' tirare, non l'hanno voluto rischiare per poi poterlo come dire, avere al meglio con la importantissima prossima gara, la sua ex squadra del Palermo, che è fra 15 giorni. Però nel frattempo è arrivata anche la convocazione in nazionale per Embalo, speriamo che non si faccia male soprattutto. Ok, grazie. Allora, lo ricordava Pippo, lo ricordo anch'io, Embalo è stato convocato con il Guinea-Bissau per la Coppa d'Africa Confederation Cup, mi pare che si chiami, e giocherà il 23 e il 25 marzo 2 partite, quindi ha raggiunto i compagni di nazionale. Così come è stato convocato con l'Under 21 bulgaro il giocatore Ristov, classe 99, che ha debuttato all'Adriatico di Pescara sin dal primo minuto. Veramente ne ho tratto una buona impressione, penso anche gli amici da casa e gli ospiti oggi in studio. Enzo Leonetti, andiamo a vedere allora gli highlights per cortesia della partita tra Pescara e Cosenza, così poi torniamo in studio. Grazie. Pescara-Cosenza. Il Cosenza fa la voce grossa a Pescara e dopo aver spinto sull'acceleratore per oltre un tempo va in gol con Tutino in apertura di ripresa, una gioia effimera che dura pochi minuti fino a quando l'ex di turno Scognamiglio ristabilisce la parità con il colpo di testa che spiazza Perino. Non ce la fanno i lupi a ripetere l'impresa di 8 mesi addietro all'Adriatico, quando vinsero la finale che portò la squadra di Braglia dritta dritta in cadetteria dopo 15 anni di assenza. Ma il punticino conquistato fa comunque morale e classifica dopo 2 stop consecutivi con Foggia prima e Brescia poi. Eppure, come nelle ultime sfide, i calabresi giocano una gara corta e propositiva, meritando magari qualcosina in più rispetto agli avversari che, nonostante l'ottima posizione di classifica, soffrono al cospetto dell'11 di Braglia. Nell'anticipo della 29esima giornata i rossoblù cambiano qualcosina, ma offrono una prova positiva, soprattutto nei primi minuti di gioco. Dopo la rasoiata di Antonucci che non inquadra lo specchio della porta, un episodio dubbio che fa infuriare i silani. Al 21esimo il fallo di Maninetto di Gravilloni in area di rigore che né arbitro né assistente rilevano. Poi, prima del riposo, l'occasione ghiotta sui piedi di Sciaudone, che spara alle stelle da ottima posizione. Nella ripresa la musica non cambia e al 9° minuto Tutino sorprende la difesa abruzzese con un guizzo sotto porta che porta in vantaggio il Cosenza. Il botto e risposta dei padroni di casa non si fa attendere, al 13esimo Scognamiglio scavalca Perina di testa. Il Pescara prende coraggio e prova a mettere paura al Cosenza, senza però sortire gli effetti sperati. Poi la girandola di cambi con Perina costretto a lasciare il posto a Saracco per un infortunio e Maniero chiamato a sostituire Litteri, così come poco dopo Izco entra in campo per Bittante. Ma la gara scivola via senza troppi sussulti fino al fischio finale, un punto ciascuno, ed ora arriva la sosta. Poi alla ripresa del campionato il Cosenza ospiterà al Marulla il Palermo. E di questo naturalmente ne parleremo poi quando andremo a presentare il prossimo turno. Abbiamo visto gli highlights. Gianluca, tu eri con noi la settimana scorsa che il direttore ci avevano chiesto un mare di amici, ma anche tifosi, sportivi, di rivedere tutti i torti arbitrali del Cosenza. Li abbiamo fatti rivedere tutti e naturalmente dobbiamo aggiungere anche questo di Graviglione. Solo l'arbitro, il Luzzi
di Molfetta, mi pare che si chiami, no Pippo? Sì, l'arbitro? Il Luzzi di Molfetta non l'ha visto né lui né il suo assistente, ma insomma, è stato rimarcato anche ieri al 90esimo minuto, è stato rimarcato praticamente in tutte le televisioni nazionali. Come si fa a non vedere questo doppio fallo, come diceva giustamente Pippo Gatto, di mano? Sì, ma tu sai che io distingo sempre le due cose, cioè, questo fa parte... No, perché poi avremo la collega Claudia Berlingeri e parleremo anche dei torti che ha subito il Crotone. No, sembrerebbe che innanzitutto quando si parla della propria squadra, come si parla in famiglia dei propri figli, si deve essere autocritico prima di ogni cosa. Ci mancherebbe altro. E sottolineare quali sono state le tue mancanze, prima di parlare di eventuali torti, se no non facciamo il bene e non si cresce. Io non devo attirare né simpatia di qualcuno, ma devo parlare di calcio. Questo è calcio, ma poi il parlato lo deve fare la società. Io allenatore, io squadra, devo pensare il perché sono andato comunque in vantaggio e non sono riuscito a tenere il vantaggio, perché non ho perso la partita o non l'ho vinta per il gol che mi ha annullato. Quindi, premesso questo, così come quando ho detto, non è che ho sottolineato le assenze del Pescara perché quelle del Cosenza sono meno importanti, ma in una partita, in un peso specifico, contano presenze e 10 anni di Serie A, con tutto il rispetto di Idda o di Campagnaro, piuttosto che di Bruggeman, piuttosto che di Palmieri, o di Mancuso, che io non li sostituirei mai perché io preferisco sempre i miei giocatori e me li tengo ben stretti. Fatta questa premessa, quindi scusa, sei d'accordissimo con quello che diceva, che salutiamo il nostro amico Filippo Veltri, quando è intervenuto la settimana scorsa, in cui ha detto per cortesia gli errori arbitrali sì, però parliamo di calcio, quindi certo. la penso anch'io come te, come Filippo, che salutiamo. Bisogna saperlo fare, caro Franco, perché tu che sei più navigato di me calcisticamente, sai benissimo che poi in Lega, se non ti sai porre, se non usi le parole giuste, se non ti sai comportare anche dal punto di vista educativo, nel senso in panchina, fuori ai microfoni, bene, intanto sottolineiamo il fatto calcistico, poi la società e il direttore sportivo del presidente si faranno sentire, perché quello non è che è un rigore da sottolineare, è talmente evidente. Allora, che cosa vogliamo pensare? Che l'arbitro non l'ha voluto dare, quindi fatto apposta, ci ritiriamo dai campionati, li chiudiamo. Certo. Io non lo penso così. Io ho visto le immagini, l'arbitro è coperto, lo deve vedere il guardaline ed è il guardaline il principale colpevole di quel rigore. Così come Graviglione quasi quasi lo fischiava lui perché si è fermato, Dio che ho fatto. Sì, è chiaro, voglio dire. Però, caro Franco, stiamo 0-0, non ha determinato il risultato te lo ha messo di nuovo a favore Tutino, l'episodio, e Tutino che si è fatto trovare da... Ecco, mi rifaccio così, chiudo poi anche lo diamo spazio a Benito per vedere cosa davvero attaccante d'aria, il famoso Paolo Rossi dei mondiali dell'82, l'attaccante d'aria si è fatto trovare pronto. Si è fatto trovare pronto. Benito, allora, è il discorso che faceva Gianluca, perfetto, non fa una grinza, no? Certamente, perché poi io, come sulla palla inattiva, cioè noi abbiamo preso un gol dove praticamente il giocatore Scognamino, che è colpito di testa, è un ex tra le altre cose, è un ex, non è stato assolutamente né pressato e né guardato a vista, cioè Litteri era a 6 metri di distanza. In questi casi va fatta pressione, cioè non c'è stata nessuna pressione. Quindi è stato un nostro errore, noi prendiamo sempre gol da palle inattive, questo è il discorso. E poi sulla palla di Tutino si ci deve trovare il centravanti, non Tutino, si trova sempre e solo Tutino. Meno male che si ci trova. Meno male che si ci trova. Quindi il discorso è questo, caro Maniero, caro Lettieri, svegliatevi perché non è possibile, anche perché io onestamente non ho visto, gol non ne vogliamo, ma vogliamo vedere se sapete tirare in porta. Io non vedo un tiro, dico un solo tiro, dai due centravanti da una vita. Però insomma Benito, ho capito, l'ho detto prima, non stanno bene, quello che è in attività, però si devono svegliare. È chiaro, su questo non sì, però Litteri viene pure da un periodo non però si devono svegliare, perché tutto il peso offensivo Cosenza non può ha bisogno di gol per ottenere la salvezza, e se sfortuna Tutino come facciamo? Allora Pippo, tu che dici su quello che ha testé affermato il professor Benito Scola? Ma per me... L'attacco purtroppo è il peggiore del campionato, ma non è che non lo sappiamo, il problema è che sia Maniero che Litteri sono in condizioni di forma, come dire, non accettabili, perché Litteri è venuto, un altro problema è uscito fuori da un
diciamo dall'infortunio che a Venezia, che l'ha tenuto fuori tantissimo tempo, si sta riprendendo e ancora non ha preso come dire, una forma. Maniero in fase calante si sta riprendendo anche lui, purtroppo ti sta capitando questa situazione contingente. Non solo, fino adesso ci ha messo una pezza a Sciaudone che è riuscito a fare anche 3 gol, quasi, anzi 4 perché uno gli hanno annullato, segnando in occasioni importanti. Un discorso che l'allenatore conosce, fare gli inserimenti in area come è successo con Tutino, come è successo con Sciaudone, come succede anche con gli altri che provano un po' a finalizzare quando davanti non hai questa massa di attaccanti. Anche perché, diciamola tutta a questo punto, Braglia preferisce giocare con i 3 attaccanti leggeri che non danno riferimenti e quello che ha in casa cerca di sfruttare al massimo, così ti trovi Baez e Tutino che sguscia, ma lo stesso Baez per esempio adesso non è al top della forma, domenica scorsa ha giocato sufficientemente e ieri non l'ha schierato e ha preferito mettere Litteri con Tutino. È sempre lo stesso discorso che alla fine è quello che hai metti a disposizione e consideriamo che siamo a marzo dove ci sta probabilmente anche un calo fisico dei giocatori, adesso faranno una ripresa di preparazione, cominciano subito a lavorare in questi 15 giorni, probabilmente li ritroveremo un po' più pesanti ma riprenderanno la forma. Si paga la condizione, io penso che al di là della discussione maniera o non maniera, Litteri o non Litteri, le scelte sono quelle che sono state fatte e bisogna fare con quelle scelte bisogna fare il campionato. Poi se pretendiamo che arrivi che ne so, Ronaldo, insomma, non voglio giustificare con questo assolutamente, perché sulla carta tutti quanti d'accordissimo, Litteri benissimo, è stato preferito a Monachello sta segnando ogni domenica, Litteri no, Litteri ha questo problema, ne sta uscendo fuori, io spero che Braglia trovi il bandolo della matassa. Per quanto riguarda il discorso degli arbitri io chiedo solo una cosa, non è l'episodio che contesto, è che contesto il comportamento dei fischietti che arrivano e guarda caso, tu addirittura Franco non puoi negarlo, ci hai fatto uno speciale, gli arbitri hanno condizionato il Cosenza. L'andamento del Cosenza. E allora andiamo a sentire Braglia, se abbiamo il tempo prima di passare alla prima pausa pubblicitaria, sentiamo Braglia e Enzo Leonetti nel post partita. Grazie. No, Scognamiglio ce l'ha di questi numeri, lo conosco anche troppo bene. È stato un gol, onestamente ha fatto anche un bel gol perché su una punizione laterale così e riuscire a mettere la palla là ha fatto veramente un bel gol, però la partita non abbiamo mai corso rischi, abbiamo sempre cercato di gestirla noi con le nostre possibilità, ci mancavano tanti giocatori, questo è un punto per noi importante dopo 2 sconfitte che ci permette prima di tutto di respirare, di recuperare giocatori durante la sosta e poi cercare di salvarsi il prima possibile. Noi non abbiamo giocato bene, forse siamo un po' stanchi sia fisicamente che mentalmente, un po' di stanchezza c'è ma è fisiologico anche perché abbiamo giocato una serie di partite lunedì, sabato, martedì, sabato, cioè, abbiamo giocato costantemente sempre, è normale che un po' di stanchezza mentale e fisica ci sia. La sosta adesso arriva proprio a pennello per recuperare energie fisiche, mettersi a posto sia mentalmente che fisicamente e soprattutto anche tatticamente. E allora Pillon ha detto che la squadra ha giocato male, che la squadra è scarica sia mentalmente che fisicamente, questa sosta capita a puntino, Braglia ha detto che la sosta capita a puntino per recuperare gli infortunati, che nel momento in cui poi ci sarà il recupero degli infortunati vedremo sicuramente un altro Cosenza per queste ultime partite in questo rush finale di campionato. E allora su quello che ha detto Braglia abbiamo poco tempo prima di passare alla pausa pubblicitaria, cosa vogliamo aggiungere mister Gagliardi? Niente, ha detto come sempre le parole sacrosante. Allora, sul gol di Scognamiglio c'è una marcatura che sembra un po', diciamo, abbastanza allegra, però quando parte un giocatore fisicamente forte ti prende quel centimetro lì difficilmente. Là puoi prevedere eventualmente solo 2 cose, o metti un uomo che sulla linea della punizione, quindi libero, che va ad attaccare questa palla in aria, oppure un difensore
classico che si aiuta un po' e non gli permette a Scognamiglio, altrimenti là ha battuto anche la punizione molto bene il giocatore del Pescara, quindi Scognamiglio ha fatto ben poco, ci ha messo la testa perché là la devi soltanto spizzicare. Volevo chiederti invece sul gol annullato a Litteri che l'abbiamo fatto vedere, il gol annullato a Litteri, c'è stata la spinta? Sì, se perché vogliamo Litteri poi ha essere... fatto così all'arbitro, c'era e non c'era la spinta, c'era e non c'era. No, se non lo fischia secondo me non è uno scandalo, ecco, qui siamo a quegli episodi che sono al limite, ecco, perché comunque ecco, al replay si vede che queste sono le mani, insomma, che si... però a gioco onestamente io non me ne racconto, io pensavo fosse un fuorigioco che magari non l'avevamo visto inquadrato bene, invece non è stato così. Però guarda Franco, permettimi di dire una cosa, io dopo 5 minuti dalla partita ho avuto la sensazione che il Cosenza la potesse portare a casa, perché il Pescara non mi dava, subito non mi ha dato l'impressione, troppo leggero davanti, Antonucci è bravino, si sa, gli piace la suola, il tacco, però poi non ha, nella sostanza... Più il fioretto gli piace. Marras è uno di tanta corsa, l'anno scorso abbiamo visto qui a Trapani fare il terzino, adesso esterno alto. Monachello è più uno di movimento, non è attacca, quindi non mi dava l'impressione di poterci fare del male, ma non l'ha data mai questa impressione. Con un po' di fortuna, un po' più di cattiveria, forse l'avremmo potuto portare a casa, avendo a disposizione lo sciolone delle prime partite, perché non è una critica, sta respirando un po', forse sta respirando un po' perché è partito alla grande, e ritengo Sciaolone l'unico insieme a Tutino che possa sconvolgere poi quelle che sono una partita lineare, la fanno poi portare a casa. Ecco. Ok, allora ci fanno segno nella regia, restate con noi, poi ci metteremo in contatto con la collega di Gazzetta del Sud Claudia Berlingeri da Crotone per capire quello che è successo appunto ieri sera in Crotone e Lecce, terminata 2-2. Restate con noi, fascia pubblicitaria, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di replay, allora vediamo se riusciamo a metterci in contatto con Crotone, perché il Crotone ieri sera, caro mister Gagliardi, introduciamo questo discorso appunto della formazione di Stroppa, ha pareggiato 2-2 a Lezio Scida contro il Lecce. Tu hai avuto modo di vedere la partita, che impressione hai fatto? Sì, ho fatto iPad e televisione perché mi piaceva vedere il derby e nello stesso tempo ero molto curioso di vedere Crotone-Lecce, perché me l'aspettavo una partita divertente, perché sono due squadre che per diversi motivi comunque avevano bisogno, e nello stesso tempo sono due squadre che giocano per vincere, con dei giocatori diciamo comunque di qualità, perché al di là della classifica il Crotone, quando porta insomma giocatori come Benale, Barberi, ci ripetiamo, sono giocatori di qualità che si possono esaltare, anzi si debbono esaltare in queste circostanze, affinché il Crotone possa raggiungere l'obiettivo. Benissimo, allora vediamo se siamo in contatto con Crotone, con la collega Claudia Berlingeri. Pronto Claudia? Sì, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio Claudia, grazie per aver accettato l'invito. E allora, che partita hai visto ieri? Che aria si respira a Crotone? Com'è l'ambiente? Cominci a credere a questa salvezza? Allora, ieri sera è stata davvero una bella partita all'uscita, una partita combattuta dall'inizio alla fine. In campo personalmente ho visto la squadra migliore di questo campionato, secondo me il Lecce, una squadra ben messa in campo, quadrata, con delle ottime individualità, che però ieri sera ha impattato contro un Crotone che davvero con un grande cuore ha voluto fortemente questo punto, che Stroppa stesso ha detto è d'oro. Rimane un po' l'amaro in bocca perché è ripassato in vantaggio, poi ti ha fatto recuperare subito. Peccato per come è anche arrivato il gol, perché Polli, non so se avete visto, è venuta a cadere una lentina, ha lasciato la squadra in 10 e da lì si è sviluppata l'azione per il gol del pareggio del Lecce, che poi è andato subito dopo, verso la mezz'ora in vantaggio, e da lì recuperare è stato un po' faticoso, ma alla fine, ripeto, con tanto cuore e tanta grinta il Crotone ha portato a casa questo punto che con la quarta forza del campionato è un punto davvero d'oro.
Senti un po' che aria si respira a Crotone dopo questi risultati positivi, gli ultimi, la vittoria con il Palermo, poi la vittoria all'Arechi di Salerno per 2-0, questo pareggio in casa contro il Lecce di Liverani, che è una squadra che si sta giocando praticamente la Serie A direttamente. Sì, no, l'ambiente devo dire che si è ricaricato, perché chiaramente per il Crotone è una stagione finora fallimentare, perché per la prima volta hai dichiarato di voler tornare immediatamente in Serie A, ora ti ritrovi a non dover retrocedere, quindi insomma l'obiettivo è chiaramente cambiato totalmente. Però la gente vede che questa squadra ora sta lottando, sta giocando, chiaramente quando succede qualcosa del genere è perché non vanno tante cose, diverse cose sono andate storte a partire dall'inizio, partiamo proprio da quest'estate, quando la dirigenza era convinta di fare una cosa buona, confermando la buona ossatura che ha fatto bene in Serie A. E invece così non è stato, perché è evidente che nello spogliatoio c'erano diversi malumori. È chiaro che quando un giocatore finisce un ciclo in qualsiasi piazza si trovi deve andare via, deve cambiare aria. Così non è stato, il presidente ha creduto nei suoi giocatori e invece poi si è trovato lì a dover recuperare completamente una stagione. Con il mercato di gennaio hanno venduto, insomma, chi doveva andare via, tra l'altro Budimir, Stojan. Sì, Budimir, Stojan, Faraoni, gente che evidentemente era scontenta di essere rimasta qui a Crotone. Poi tra l'altro una cosa strana è che la società non esonera mai. Per la prima volta esonerato Stroppa, ha preso Oddo, è stato... Ma questo l'ha rimarcato anche il direttore generale, che salutiamo, Raffaele Vrenna, ha detto lo sbaglio più grosso è stato quello di aver esonerato Stroppa per poi richiamarlo, non chiamare Oddo, perché Oddo poi è un allenatore che insomma non si discute, però ha trovato delle grandi difficoltà pure lui, insomma, lì a Crotone. Sì, è stata una vittima, perché mai avrebbe potuto immaginare che c'era qualcosa che non andava, adesso lo possiamo dire, all'interno dello spogliatoio, perché è chiaro che ora se la squadra riesce a giocare così bene non poteva essere altrimenti. Però ora, ripeto, col ritorno di Stroppa la squadra ora è al quarto risultato utile consecutivo, si sta proponendo un buon gioco, sta ottenendo dei risultati. Peccato aver perso tempo prima, però ora ci sono, insomma, le condizioni per risalire, anche perché poi Claudia, alla ripresa poi ti passo il collega Pippo Gatto di nuovacosenza.com, nostro collaboratore qui a Teleeuropa. Ci sarà uno scontro diretto tra Carpi e Crotone, è lì che bisogna fare il Crotone. Assolutamente sì, quella è una gara da non sbagliare, lo abbiamo visto anche noi l'anno scorso quando Zenga ha perso praticamente gli scontri diretti contro Benevento. Con la SPAL mi pare, no? Con la SPAL pure, sì, anche se erano ben lontani dalla fine del campionato, dicevano vabbè ce la faremo, mancano punti, invece poi alla fine, tirando le somme, quei due scontri diretti avrebbero cambiato totalmente il finale di stagione. Pippo Gatto, chiudi, vai a chiudere che poi sì, quindi ora i ragazzi sanno bene che gli scontri diretti non sono per nulla da prendere sotto gamba. Pippo Gatto, poi chiudiamo che ci deve lasciare la collega. Sì, dobbiamo dire anche che si sta muovendo praticamente tutto il gruppo in fondo alla classifica, perché 27 e 28 ci sono 3 squadre e a 30 ci sta il Livorno, poi dico... ci sta praticamente un bel treno, però il Crotone sottolinea come 3 giocatori su tutti, Firenze, Budimir e Benali, stanno facendo la differenza alla fine. No, Budimir no. Simi, Firenze e Benali. Lapsus. Perdonami. Sì. No, perché Simi ci mancherebbe. al terzo sicuramente sì,
sì, no, sicuramente sotto anche Stroppa l'ha sottolineato, purtroppo stanno correndo tutti, quindi anche quando fai un buon risultato, vedi la vittoria, vedi le ultime vittorie, comunque anche le altre corrono, per cui ci sarà, da qui alla fine sarà un rush finale incredibile, fino alla fine secondo me la salvezza sarà in ballo. E questi 3 giocatori, io aggiungerei anche Sampirisi, perché ieri non è partito titolare, la sua assenza si è fatta sentire, infatti poi è subentrato ed è cambiata la partita, così come Zanellato. No, devo dire che tutta la squadra, anche davvero. Carbò non è male, Carbò è anche sì, è un po' fumantino, perché Massacci pure, sì, purtroppo corrono tanto, fanno tanto, però poi mancano in concretezza, che poi è quello che è la cosa più importante. Però io sono fiduciosa perché il mister sta lavorando bene sotto tutti gli aspetti, per cui rimango fiduciosa. Chiaramente non dipende solo dal Crotone, perché loro devono fare bene, ma poi anche purtroppo dipende anche dagli altri come poi andrà il suo obiettivo. Ok, grazie Claudia, in bocca al lupo per il tuo futuro e naturalmente per il Crotone. Grazie mille e buon proseguimento. Grazie, alla prossima, grazie. E allora Enzo Leonetti, se siamo pronti, visto che siamo entrati in argomento Crotone, prima di andare a parlare col nostro amico Lionello Manfredoni andiamo a vedere gli highlights di Crotone-Lecce e poi entreremo in studio. Grazie, Crotone-Lecce 2-2. Il Crotone scappa, ma alla fine è costretto a inseguire il posticipo all'uscita. È una gara ricca di gol ed emozioni che aggiunge solo un punto alla classifica dei calabresi, alla ricerca di uno scatto importante in chiave salvezza, e a Lecce lanciato verso un finale da protagonista non soltanto nella corsa playoff. Il gol in apertura è del solito Simi, il nigeriano avrà anche qualche difetto, ma la butta dentro con regolarità e anche stavolta sfrutta il traversone di Firenze per portare in vantaggio l'11 di Stroppa. La risposta dei pugliesi è immediata, favorita dalla momentanea assenza di Spolli. La testa, quella di Tabanelli, e per Cordaz non c'è nulla da fare. La partita è aperta e i padroni di casa provano a replicare, ma Vigorito tiene a bada i tentativi di Masciacci. Poi il Lecce, sempre pericoloso soprattutto con Falco, ribalta la situazione iniziale su calcio d'angolo. La difesa rossoblù stavolta al completo si fa trovare impreparata e Mancosu la spinge ancora di testa alle spalle di Cordaz. Anche la ripresa è vivace, ma il Lecce, dopo aver sfiorato la terza rete con la Mantia, abbassa il baricentro e lascia al Crotone l'iniziativa. Inevitabile il pareggio ai padroni di casa, c'è lo zampino di Firenze nel 2-2, il suo traversone viene raccolto da Benali che supera Vigorito, costretto poi a lasciare il posto a Bleve per infortunio. La squadra di Stroppa pensa ai 3 punti, li vede sfumare nell'occasione capitata a Cargò, anticipato da Marino, e poi controlla fino al termine dei 6 minuti di recupero. Allora, 2-2, si stava parlando del terreno di gioco perché poi nel post partita l'allenatore del Lecce Liverani, che ha calcato i importanti quando giocava in Serie A, ha detto un punto per noi pesantissimo per il Lecce, perché tra le altre cose abbiamo giocato su uno dei migliori terreni di gioco d'Italia, quindi il terreno del Zio Scida ha avuto i complimenti da parte letterari. È un biliardo, come è un biliardo anche Sardegna Arena. Abbiamo la telefonata, Enzo? No, ancora no. Benissimo. E allora introduciamo il Crotone in attesa di Lionello Manfredonia. Vai, mister Gagliardi. Guarda la partita. Allora, Benito Scola. Benito, perché c'è un problemuccio pure oggi. Perfetto. Sta succedendo di tutto. Parliamo e di più. del Crotone. Sì, allora, del il Crotone, come dicevo Crotone poc'anzi a Affari Spendi, ha fatto l'errore di esonerare Stroppa. Gli allenatori si devono tenere un anno, li devi lasciare lavorare. Cioè non bisogna farsi prendere dal panico, perché Stroppa è un allenatore che aveva fatto benissimo a Foggia. Vero. E allora tu lo prendi, perché è un allenatore emergente, e lo devi tenere. È stato fatto il Crotone, se non avesse sostituito l'allenatore avrebbe avuto sicuramente 6 o 7 punti in più, sicuro. Io quando sono andato a Crotone a vedere la partita del Cosenza ho trovato una squadra completamente distrutta, svogliata, senza nervo, senza preparazione atletica, una cosa proprio allucinante. E il Cosenza ha fatto un solboccone del Crotone, e questo è il discorso. Quando il Lecce, hai visto la collega che ha detto che il Lecce praticamente è stata insieme al Brescia la più bella squadra. Ma come infatti il Brescia è una delle... Vista a Crotone.
A proposito del Lecce, devo raccontare una cosa. Prego. Un mio amico che ha sposato un'amica mia di Cosenza, che è di Lecce, l'anno scorso, prima che il Cosenza facesse i playoff, aveva detto che il Cosenza, siccome l'aveva visto a Lecce, avrebbe vinto sicuramente i playoff. Poi mi ha ritelefonato quando il Cosenza ha preso legittimo. Ha detto: io non capisco come il Lecce si è potuto privare di un giocatore come legittimo, che io ti dico la verità non conoscevo proprio. Mi ha ritelefonato, ha detto come sta andando, è un valore aggiunto. Vero, sta andando bene, sì. Quindi parlando del Sentiamo invece Gianluca Gagliardi, visto che abbiamo rimesso a posto tutto. Allora, la partita di ieri diciamo, ha confermato i progressi della squadra di Stroppa. Perché... Sempre col 3-5-2, giusto? Sì, ma io sono molto diretto. Io ho detto qui da subito che il problema del Crotone era l'anima che non c'era più ed era Marcia. Quando è stato sostituito Stroppa, se tu ricordi, Stroppa fece una conferenza post-gara abbastanza dura contro i giocatori. È stato sempre abbastanza duro, eh? Ma lì è stato diretto, lì voglio dire, là capisci che insomma poi devi andare via dopo quell'intervista, perché la società vuole tenere i giocatori, riprende Stroppa, manda via quei giocatori, ma al contempo qualcun altro, la prima partita d'Ascoli è stato tenuto fuori, se ricordi il portiere innanzitutto. Sì, Cordaz, poi allora, è stato recuperato all'ultimo Cordaz. Meglio tardi che mai, queste cose sono servite per rimettere un po' le cose a posto, per dare grande fiducia e responsabilità all'allenatore, che assolutamente è l'anello debole. Oggi chiaramente fai fatica perché questo è un campionato medio-basso dal punto di vista della qualità, quindi la prima può vincere contro l'ultima può vincere contro la prima. Come e succedono questi risultati un po' strani, e sono d'accordo con la giornalista di prima, perché il Lecce la ritengo una delle squadre più importanti della categoria, grazie soprattutto a Meluso, perché Taxidis è stato un acquisto indovinato e ha completato la squadra. Il direttore sportivo del Lecce, che salutiamo, Mauro Meluso, che appunto è attualmente allenatore sportivo del Lecce. E allora abbiamo in diretta con noi telefonica un amico graditissimo, il suo ritorno, Lionello Manfredonia. Buon pomeriggio Lionello. Buon pomeriggio a voi. Grazie per essere intervenuti. Io qui ho Gianluca Gagliardi, ex allenatore del Cosenza Calcio della Serie D, insieme a Stefano Fiore quando era direttore sportivo. Poi c'ho Benito Scola, che tu ricorderai sicuramente, grande tifoso Benito, e poi abbiamo il collega Pippo Gatto. Allora, vogliamo introdurre... Buonasera a tutti. Lionello, allora tu ovviamente mi hai detto che vivi a Vicenza, c'hai un'accademia, fai il direttore sportivo, sei stato ultimamente anche a Brescia. Cosa vogliamo dire di questo campionato in generale di Serie B? Per le zone alte poi parliamo del Cosenza e del Crotone. Sì, le zone alte, diciamo il Brescia è la squadra che fino adesso ha avuto le migliori performance, dato che c'ha degli attaccanti molto importanti che riescono magari a risolvere le partite. Il Palermo sta facendo un grande campionato e il Lecce secondo me ha la possibilità anche di inserirsi nel discorso promozione con il Pescara, insomma le squadre in questo momento conducono la classifica. Benevento sta deludendo un po', eh? Benevento del mio amico Bucchi sta deludendo un pochino, perché purtroppo dopo una retrocessione è sempre difficile poi trovare il bando della matassa. Riguarda anche il discorso anche del Crotone, che quest'anno sta facendo fatica anche in Serie B, insomma. Lionello, noi abbiamo messo due belle fotografie tue, una quando giocavi con la Roma, giovanissima, e un'altra dei tempi, diciamo, attuali. Un bel fermimmagine che poi faremo una foto e te la manderò. Visto che tu sei praticamente a Vicenza, mi pare, no? Vivi a Vicenza adesso, come dicevo prima. Sì. Adesso mi trovo... Hai lasciato il Brescia, combinazione nell'anno che sta salendo in Serie A. Hai lasciato il Brescia? No, l'ho lasciato un anno e mezzo fa, 2 anni fa, e poi con l'avvento del presidente Cellino il primo anno hanno fatto un po' fatica. Invece il secondo hanno investito, diciamo, un po' di più sul mercato, hanno acquistato attaccanti forti e si sa che poi gli attaccanti... Si parlava proprio di attaccanti Maniero, Litteri, che ancora non sono, diciamo, al top, stanno un po' stentando, eppure dicevo che Maniero i gol in carriera li ha sempre fatti in Serie B, Litteri aveva fatto quello che ha fatto a Cittadella prima, poi col Venezia ha giocato poco quando c'era Zenga, e i gol li sta facendo questo Tutino, che è del Napoli, 8 gol.
Come vogliamo inquadrare questo Cosenza a livello nazionale? Che si dice della formazione di Braglia, Lionello? Ma innanzitutto l'allenatore è bravissimo, io lo conosco ai tempi del San Giovanni Valdarno e Braglia è uno dei più preparati che ci sono in circolazione, quindi è una garanzia il mister. E per quanto riguarda poi il discorso della rosa, è una rosa mi sembra competitiva, sì. Sta facendo bene appunto questo ragazzo del Napoli, stanno deludendo tra virgolette Litteri e Maniero ha sempre fatto tantissimi gol e sicuramente troverà nuovamente insomma, la via della possibilità di farne altri, e Litteri a Cittadella faceva la differenza e quindi indossare la casacca del Cittadella o quella del Cosenza è un po' diverso, diciamo, conosco la piazza di Cosenza, è una piazza molto esigente e quindi deve acquistare un po' più di personalità magari. Hai sentito parlare, prima di dare la parola ai colleghi, hai sentito parlare di questo Palmiero, di questo play giovanissimo del Napoli che lo paragonano a Tonali, sono lì Sì, mi hanno detto, non ho ancora avuto la possibilità di vedere dal vivo una partita di televisione, vedo, ma dal vivo è meglio. Tonali ha le sue caratteristiche, Palmiero ha le sue e credo che siano due talenti che stanno emergendo in questo momento. Allora, Benito Scolo e poi Pippo Gatto. Io volevo fare proprio questa domanda perché questo è un player vecchio stile, somiglia molto a Pirlo. O a Giannini? No, più a Pirlo perché verticalizza in una maniera splendida e poi contrasta in modo molto energico. Ed è cresciuto tantissimo, dall'anno scorso a quest'anno è cresciuto tanto e secondo me ha ampi margini di miglioramento, come ampi margini di miglioramento c'è l'altro giocatore importante del Cosenza che è Tutino, che secondo me è già pronto per una squadra di Serie A tipo Sampdoria, Atalanta. Parlavi anche di Dermaco tu. E anche Dermaco, il centrale che è albanese, secondo me è fortissimo, è uno dei centrali più forti, secondo me è il centrale più forte della Serie B. Lionello Manfredoni. Pronto? Sì, hai sentito quello che ti ha detto Benito di questi tre giocatori? Sì, ho sentito, io conosco più Tonali perché l'ho avuto al settore giugno del Brescia. Tonali è un po' diverso da Palmiero. Da Palmiero forse perché Tonali è anche un po' più mezzala, se Palmiero è più regista e sicuramente avete ragione voi, nel senso che magari può essere paragonato più a Pirlo che ha una mezzala di ruolo. Però diverso, due ragazzi molto giovani che sono due promesse insomma. Sentiamo Pippo Gatto, collega Pippo Gatto. Io ricordo volentieri Manfredoni e la sua collaborazione a Cosenza e gli volevo fare una domanda proprio, il Cosenza di allora e il Cosenza di oggi ovviamente sono cambiati i tempi anche del modo in cui si gioca al calcio, però sembra esserci questa linea di entusiasmo e questa poi alla fine è la molla di tutto. 10.000 spettatori di solito adesso al San Vito, Lionel? Lo so, infatti anche il periodo nostro erano tantissimi e avevamo fatto delle squadre importanti e avevamo diversi ragazzi diciamo, che si stavano affacciando al grande calcio, tipo Negri, tipo Palleri, tipo Statuto, insomma una squadra che era forte, sfiorammo la Serie A, per pochissimo non andammo e chiaramente il calcio è un po' cambiato, adesso vedo che comunque anche dal punto di vista dei ragazzi che vengono giù a giocare ce ne stanno diversi, lo dimostrano i due ragazzi del Napoli stanno mettendo in mostra, quindi auguro insomma, al Cosenza di fare un grandissimo campionato e di poter recuperare posizioni in classifica. Senti, prima di chiudere due parole sul Crotone, Manfredoni. Sì, il Crotone come il Benevento purtroppo ha avuto questo discorso della retrocessione e quindi diciamo, sta facendo un po' fatica a recuperare posizioni in classifica, però credo con l'esperienza del direttore sportivo Orsino, credo che in qualche maniera ne vengono un pochino fuori. Quindi il Crotone secondo Manfredoni, così come secondo noi, si tirerà fuori. Come vede la lotta salvezza sia per Crotone che per Cosenza? C'è il Livorno che sta andando bene in quest'ultimo periodo. Serse Cosmi è andato a Venezia, però ha faticato perché nelle due partite in casa ha pareggiato entrambe. E poi insomma lì il discorso della retrocessione sì. Carpi e Padova sembrano un po' con il piede in Serie C, sei d'accordo? Ma il discorso è questo, e poi in Serie B se uno vince 2 o 3 partite di fila recupera tutto e quindi insomma c'è anche una possibilità per chiunque di potersi salvare insomma.
Benissimo, grazie a Lionello Manfredonia, Grazie a in bocca al lupo voi, per la tua accademia grazie, a buona Vicenza serata, e grazie per essere intervenuto alla nostra trasmissione. Allora, vogliamo aggiungere qualcosina in attesa di andare ad ascoltare le dichiarazioni di Stroppa del Crotone, se Enzo Leonetti è pronto dalla regia, vediamo un attimino e andiamo ad ascoltare proprio Giovannino Stroppa. Grazie. Lecce fortissimo, Crotone ha meritato veramente, ha dimostrato di essere fortissimo. Però il primo gol così non si può prendere. Regalare un uomo per una lente neanche a un ragazzino concedo di uscire così. Non dico che si fa un pochino in maniera più furba, però sicuramente si poteva gestire meglio. La chiave della partita sta tutta lì, poi la si poteva perdere, poteva andare in un modo piuttosto che un altro, ma regalata così la partita mi sembrava, cioè perlomeno che fossimo in partita. Poi preso il gol ci siamo un attimino, non dico spaventati, però abbiamo perso un po' le misure. Non siamo più andati in avanti a condizionare una giocata sporca del Lecce e poi abbiamo preso il gol su calcio d'angolo. Contento del play? No, è un punto d'oro perché perdere questa partita mi avrebbe dato ancora più fastidio. Sicuramente, come ha detto, si poteva perdere e vincere, sì, gli episodi potevano condizionarla, però io penso che la mia squadra può fare qualcosina in più. E allora la sua squadra, poi entreremo in argomento, ha detto Stroppa può fare qualcosina in più, noi invece diamo la linea alla regia per la seconda fascia pubblicitaria. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. L'ultima parte di replay, nel frattempo salutiamo Aldo Cennamo che si trova a Roma, ci ha mandato un messaggino, è fuori sede, sarà con noi la prossima settimana. Un forte abbraccio a tutti gli ospiti, ai graditi ospiti, un saluto particolare ai tifosi del Cosenza, un riposo importante, si riferisce a Aldo Cennamo alla pausa di campionato, per caricare le batterie e recuperare qualche giocatore per la volata finale, arbitri permettendo, aggiunge il nostro amico Aldo Cennamo. Ciao ragazzi da Roma, un forte abbraccio. Poi c'era un altro messaggio, ne arrivano tanti, però adesso devo andare ad introdurre la Serie C. Vediamo un attimino se riesco a trovare quello dell'amico Giuseppe Tomasi che dice: le disamine, caro Benito Scola, delle partite del Cosenza, perché Giuseppe è un ragazzo molto intelligente, da inizio stagione pressoché identica, nella maggior parte c'è una recriminazione a sfavore dei lupi, parentesi ultima a Pescara con il rigore non concesso per il fallo di mano di Gravillon. Io non vorrei che dai piani alti siano rimasti male per la mancata proporzione puntini sospensivi, simpaticissimi. Giochiamo partite e campionati in maniera regolare, poi quello che sarà sarà sempre forza lupi. Salutiamo il nostro amico Giuseppe Tomasi. E allora, vogliamo aggiungere qualcosina a quello che ha detto Stroppa, se no andiamo ad introdurre la Serie C con i filmati del Catanzaro e del derby tra Vibonese e Rende. Stroppa ha confermato quello che abbiamo detto, cioè che ha giocato contro una grossa squadra. L'unica recriminazione che ha giustamente fatto è che per la prima volta ho visto il Lecce fare gol di testa e non di piede, cosa che predilige perché è una squadra che gioca palla a terra, è riuscita a fare 2 gol di testa con i difensori e la difesa piazzata. È chiaro che c'è un errore sulle, non solo di marcatura ma anche di mentale. Era dispiaciuto ma nello stesso tempo soddisfatto. Sì, perché il primo l'ha preso in assenza di Spolli, momentanea di Spolli. Era caduta una lentina agli occhi, per cui è rimasto in 10. È dovuto sostituire la Larentina. È una squadra che si deve salvare, non si deve permettere queste cose qua, queste distrazioni, che sono figlie più di una squadra ancora che guarda con la testa in su e non si guarda dietro. Ancora tu dici che non hanno... Ma è insita nei giocatori, cioè... Non hanno recepito il messaggio della Serie B completamente, secondo te, mister? Non lo so, dal punto di vista agonistico ho visto dei miglioramenti, perché laddove non mettevano la gamba adesso vedo che ce la stanno mettendo, però ecco, il difensore deve fare il difensore, Franco. Io vedo anche ad alti livelli ancora, scusi, io non sfogo perché per me sono cose talmente consolidate e assodate che pensi come Stroppa? Ma sì, perché su un grosso dai 20 metri il difensore deve marcare l'uomo, non esiste che guardo la palla e mi dimentico dell'uomo, cioè là è da sostituzione immediata il difensore, immediata, perché mi sto giocando un campionato, è impensabile che io guardo la palla e non mi guardo dietro dove è l'avversario. E Tabanelli in fila di testa. Sì. Benissimo. Allora,
Allora, Enzo Leonetti, andiamo a vedere quello che è successo per cortesia in Serie C, i risultati della Serie C con la relativa classifica generale. Vediamo se siamo pronti, così, eccola qua. La Serie C, questa è la classifica, vediamo prima la classifica che al comando c'è, poi vedremo i risultati. La Juve Stabia con 63 punti, Trapani 61, Catania 57, Catanzaro che ha perso a Rieti per 1-0 51, Potenza 42, Casertana 40 insieme al Monopoli, Vibonese e Francavilla pure 40, 39 la Cavese, Viterbese 39, Sicola Leonzio 38, Rende a 36 punti e fuori dalla zona playoff già da un paio di settimane, Regina 33 che ieri ha riposato, e Rieti 28 insieme al Bisceglie, Siracusa 26 e poi Paganese 12 perché il Matera è stato cassato. Allora, che cosa vogliamo dire di questa terza sconfitta consecutiva del Catanzaro? Poi vedremo comunque il servizio che ha preparato la nostra redazione sportiva. Che probabilmente sono 3 settimane che le squadre di alta classifica non hanno creduto in un eventuale rimonto o comunque in una Juve Stabia che mollasse e gliel'hanno consegnato definitivamente domenica, perché l'unica ieri ha perso squadra... però a Catania la Juve Stabia 1-0. Però il Trapani, che è l'unica squadra che poteva arrivare alla Juve Stabia, ha perso malamente anche ieri contro un Francavilla 4-1, la squadra di Bruno Trocini si è imposta sul Trapani che con 2 partiti in meno è già in zona playoff, purtroppo ahimè a danno del Rende che nonostante un ottimo gioco è sempre diciamo bello da vedere, però addirittura si trova 13esimo oggi. L'ultima cosa, Franco, questo è un campionato tra i più deludenti dal punto di vista dei risultati, che onestamente è vergognoso pure commentarlo. E ha introdotto il Rende, andiamo a vedere praticamente quello che ha preparato, dicevo, la nostra redazione sportiva sulla Serie C, sul derby vibonese appunto Rende. Salutiamo gli amici di Rende, che i più aficionados, a partire da Ferruccio Zicarelli, che ieri è andato poi anche a Vibo a vedere la partita. Enzo Leonetti, possiamo vedere allora gli highlights della Serie C, grazie. La terza sconfitta consecutiva del Catanzaro è probabilmente quella più pesante. Certifica il momento no della squadra di Auteri, che non vuole sentir parlare di crisi, ma fa i conti con una brutta prestazione in casa del Rieti, squadra di bassa classifica apparsa più tonica e reattiva. Nel primo tempo i giallorossi non riescono a creare quasi nulla di importante e subiscono passivamente la Verde Laziali. Poi, nella ripresa, forse il momento più positivo degli ospiti, arriva la rete di Gigli che di testa mette il pallone alle spalle di Furlan. Non c'è una vera e propria reazione ed è ancora il Rieti a sfiorare il gol con Maestro. L'assalto finale del Catanzaro è vano e la classifica non sorride ai calabresi, sempre più distanti dal Catania. La lotta per una posizione utile nei playoff è dura, ma la Vibonese c'è. Il successo sul Rende regala 3 punti pesantissimi alla formazione di Orlandi, che tiene a bada le velleità di Virtus Francavilla e Cavese. Al contrario, il Rende non riesce a capitalizzare le occasioni create e perde terreno in classifica, continuando la parabola discendente che sta caratterizzando il girone di ritorno. Il derby lo decide il bel tuffo di Silvestri sul corner di Tito, tempismo e doppi acrobatiche per il gol che sblocca il risultato e costringe i biancorossi a inseguire, esponendosi talvolta al contropiede dei padroni di casa. A pochi minuti dal termine del primo tempo, Actis Goretta si vede annullare il gol del pari per un fallo su Silvestri, così come nella ripresa ne perde un altro per fuorigioco. Nonostante l'ingresso di Michael Negro, la situazione non cambia, la Vibonese festeggia il primo successo casalingo del 2019. Secondo gol, comunque sono queste le immagini che abbiamo avuto. Prego, prego. Adesso è la squadra più in forma. Ieri ha segnato Lodi, ha battuto la Juve Stabia. Ieri la squadra più, oltretutto è sostenuta da un pubblico 16.000 spettatori. 16.000 spettatori, come il Cosenza l'anno scorso. Questi qua ci credono e secondo me non è impossibile raggiungere la Juve Stabia. Pippo, che cosa vogliamo dire di questa Serie C e dopo andiamo a ascoltare, dovremmo avere Orlandi e Modesto. Vai Pippo. È chiaro il discorso di tutte le squadre che fino ad oggi hanno corso, guarda il Catanzaro, che a questo punto si gestiscono il campionato. Lo Monaco l'ha detto, noi puntiamo al primo posto, non ai playoff, e lo sta però è a 6 punti, pare, no? È a 6 punti, però ci può essere un calo. Però attenzione, che il Trapani ha fatto tutte le partite, ha giocato, non ha ancora riposato, mentre Juve Stabia e Catania praticamente la Juve Stabia ha una partita in meno, hanno già riposato e una partita in meno, esatto. E a questo punto 57-63 sono 6 punti, però voglio dire 6 punti non sono così tanti a mio avviso, però può succedere di tutto assolutamente. E quello che diceva anche prima mister
Gagliardi. Si sta lavorando sul lungo andare, alla fine le posizioni sono consolidate, significa che stai lavorando per gestire al meglio i playoff, quello che ha fatto il Cosenza di Braglia l'anno scorso. Non dimentichiamoci, come ho detto prima, febbraio-marzo è il periodo in cui c'è il calo fisiologico delle squadre, ci stanno i richiami e probabilmente qualche partita la perdi. Magari il Catanzaro fa un po' pensare, anche perché è stato bravo fino ad oggi. Primo tempo 4 gol, poi prendeva 3 nel secondo, però è stato bravo a gestire i risultati. Adesso bisogna capire e vedere se realmente è così la situazione. Un bravo alla Vibonese che praticamente ha dimostrato un po' di avere carattere di squadra, mentre il Rende è in caduta libera, non sappiamo quali siano le motivazioni. Pur avendo giocato bene ieri. Ha giocato bene, però mancano non porta nulla a casa. Mancano i risultati. Alla fine, voglio dire, ci rimane fuori anche il discorso della Regina, parlando di tutte e 4 le ieri era che ha riposato ieri, però la Regina ha 33 punti, vede i playoff a 39, quindi 6 punti da recuperare, a mio avviso sono tanti. Bisognerà vedere un po' se riescono a recuperare qualcosa con i ricorsi sulle penalizzazioni e capire un po' se si sta riprogettando la prossima stagione, perché a questo punto penso proprio di sì. La vedo difficile, anche se c'è la Viterbese che sta rientrando in gioco. La Viterbese punta alla Coppa Italia alla fine. Diceva Benito Scola, secondo me, la Casertana. Sì. La Casertana è la squadra più deludente, ha perso un sacco di tempo con Fontana, perché secondo me non è un allenatore, io non lo prenderei mai, è un allenatore che non mi piace assolutamente, e ha perso del tempo, solamente che c'è un organico di tutto rispetto, c'è 2 punti come Floro Flores e Castaldi che non ce l'ha nessuno. Adesso ha preso pure Pascali, che Pascali sta facendo segnare, fa l'assist man adesso, il difensore centrale del Cosenza che non giocava mai, fa l'assist man di testa, di cross. Comunque, andiamo ad ascoltare Orlandi e Modesto, mi pare che dovremmo averli. Grazie Leonetti e Orlandi, vediamo. Sì, però era l'atteggiamento della squadra che sapevamo, perché nella loro caratteristica, quindi ci aspettavamo questo tipo di prestazione da parte loro. Oltretutto una squadra anche ben in salute, visto per come corre, e quindi abbiamo sofferto, però attraverso la sofferenza così impariamo anche a soffrire, che non ci guasta, visto che alcune volte attraverso la non sofferenza non abbiamo portato a casa il risultato. Invece oggi è stata così, sicuramente a mio avviso devo riconoscere che il Rende meritava qualcosa di più, come lo meritavamo noi all'andata. Abbiamo perso 1-0 anche noi, ma era una partita tranquillamente da 0-0. E poi ci sono i giochi delle parti, che sono quelle che il calcio ci porta anche ad avere un modo di stare, un modo di comportarsi che alla fine ha pagato. E allora abbiamo sentito Nevio Orlandi, non so se abbiamo anche Modesto, Enzo Leonetti, altrimenti possiamo continuare. Pippo Gatto mi faceva notare una cosa, Pippo. Che in un punto praticamente ci sono 7 squadre che lottano per i playoff. A quota 40 la Casertana insieme a Monopoli e Vibonese e Francavilla, a 39 c'è la Cavese con la Viterbese, che però la Viterbese deve giocare altre 3 gare, e la Leonzia a 38. Benissimo. Voglio dire, è una situazione che può dare ancora qualcosa in più, anche se poi il Rende io non lo vedo. Sentiamo il Rende, sentiamo Francesco Modesto, che è arrivato adesso, mi diceva Enzo Leonetti. Andiamo a sentire Modesto e poi lo commentiamo in studio. Grazie, Modesto. Il gol, l'unica, perché da tutte le occasioni che abbiamo avuto purtroppo ci sta girando sempre male, però questi ragazzi vanno solo elogiati, peccato, perché poi alla fine gli elogi e i complimenti ne abbiamo sempre tanti, però capita spesso che con un mezzo tiro in porta perdiamo le partite, e noi magari abbiamo prodotto sia nel primo tempo sia nel secondo palle limpide, così per me è dura commentare una partita, perché giocare per 90 minuti sempre nella metà campo avversaria, la squadra avversaria si mette schiacciata a 2 linee che praticamente formavano un 6-5, vicino alla non c'è profondità, e quindi devi aprire il gioco per poi dopo cercare di andare sul cross e trovare delle situazioni.
anche all'ultimo secondo la palla gol che ha avuto Borello di testa era a 1 metro dalla porta, quindi anche lì è un po' di sfortuna, perché comunque alla fine crei tanto. Il rigore di Borello, io non vorrei mai rimarcare gli errori degli arbitri, però purtroppo noi siamo stati penalizzati tantissimo, perché quello è rigore e io non so come dobbiamo fare, cioè perché alla fine tu produci, siamo una squadra che gioca moltissimo nell'area di rigore avversario. Insomma, si lamentano tutti, in B si lamentano per gli arbitraggi, caro mister Gagliardi. Quando eri tu pure in panchina ti lamentavi, io mi ricordo, no? Sì, perché poi vedi, Modesto dice abbiamo giocato contro una squadra che ha sofferto, lo ha anche evidenziato Orlandi, è stato molto onesto, dice ogni tanto la sofferenza ci fa bene, così ci aiuta a crescere, e Modesto ha detto ma che cosa dobbiamo fare di più? Se poi c'è un rigore e l'arbitro non te lo concede, il tiro di testa di Borello respinto sulla linea, tutto possiamo dire arrende, ma non che non giochi a calcio, insomma una squadra che corre, oltretutto ieri ha dovuto fare a meno di Agua che era squalificato. Sentiamo, facciamo un giro e poi andiamo a vedere il prossimo turno. Sì, ha detto bene, ma sono sicuro che però domani Modesto la prima cosa che rimarcherà è sul gol preso. Parlerà principalmente delle colpe sul gol preso. Sì, tu l'hai visto attentamente. Ma guarda Franco, mi sembra che già se ne abbiamo parlato. Il 70%, e se è un numero, il 70% dei gol si fanno e si subiscono su palle native. Se noi pensiamo già alle nostre partite che abbiamo visto, il Catanzaro ha preso gol su angolo, il Rende ha preso gol su angolo, il Cosenza ha preso gol su calcio nativo. Cioè voglio dire, non è che è una meteora, è un dato di fatto. È chiaro che tutte le squadre si preparano sia nel caso a favore che contrario, nel migliore dei modi, studiano i dettagli, si guardano tante situazioni, poi c'è il giocatore. Tu chi hai per contrastare, loro chi hanno per farti del male. Offenderti. E fa sempre la differenza, perché se faccio un esempio, Germinio che è bravissimo, ma è giovane e quindi può subire la veemenza di un Castaldo, o la furbizia dell'avversario di turno, o magari di Silvestri. Io allenatore posso allenarmi, io ho subito, io mi ricordo la Cosenza San Biase, ho preso 3 gol sul calcio in attivo, su angolo, no? Voglio dire, sapendo che c'era solo uno che saltava, però è successo, è inutile che poi vado a rimarcare il perché. È un dato di fatto, Modesto fa bene perché la squadra produce tanto, io ho visto Regina Rente, è stato uno stillicidio di occasioni sprecate. È vero, ha giocato benissimo. Di contro, e poi ha preso gol su ripartenza di Baclé, guarda caso. Esatto. Benito, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, voglio aggiungere una cosa, io il Rende non lo critico mai, lo critico mai perché è allenato da un allenatore secondo me validissimo. E poi salutiamo il presidente Coscarella, Fabio. E poi il presidente è una persona competente e mi piace il modo come opera il Rende, perché il Rende è una squadra che non ha un grosso budget, diciamo. Ma adesso sta giocando pure in campo neutro per il discorso e allora cura molto il settore giovanile. Dei lavori in corso e allo stadio. stadio. Gli 8 undicesimi dei giocatori del Rende sono della provincia di Cosenza, della provincia di Catanzaro e della provincia di Reggio Calabria. Perché il Cosenza, soprattutto perché il Cosenza in Serie B non attua la politica del Rende, perché i giocatori in Serie B si debbono fare in casa, non bisogna andare a prendere i giovani a Torino, a Milano. E tu apri un discorso del settore giovanile, poi faremo una trasmissione sul settore giovanile. Il settore giovanile, bisogna fare un settore giovanile come tutti, tipo Empoli, tipo Atalanta, Genoa. Noi dobbiamo sfornare i giocatori. Il Cosenza non sforna un giocatore da 20 anni. Pippo, noi dovremmo fare poi, ci dovremmo concentrare su uno speciale per quanto riguarda il settore giovanile, lo possiamo preannunciare perché come quindi dice che cosa Benito, vuoi che poi sentiremo le critiche al Rende non si possono mai muovere. E quindi parlerei il Rende con quella rotatoria giocherà in campo neutro ancora, ha giocato a porte chiuse, quindi già di pubblico non ne aveva abbastanza e quindi anche da questo punto di vista caro Benito viene penalizzato. No, da tempi di Flore e Fiore. Ha dovuto giocare con la Leonzio pure in campo neutro, comunque insomma è stato un peccato perché forse il pari, il risultato più giusto sarebbe stato quello di ieri a Vibo, anche se il Rende ha avuto predominio territoriale alla grande. Pippo Gatto, vogliamo chiudere qua? Beh, il Rende che voi, alla fine il discorso è quello, l'allenatore quando va a parlare a fine partita cerca di trovare un po'
non dico le giustificative, ma quantomeno di commentare la sconfitta. La sconfitta non è bella commentarla, però devi partire da qualche punto di riferimento. Quello che giustamente sottolineava mister Gagliardi, che alla fine tu hai attaccanti che magari non ti hanno prodotto, e se tu non fai gol alla fine a casa non porti niente. Il problema è sempre lo stesso, al di là delle due linee, della linea Maginot che aveva potuto alzare o meno mister Orlandi. Io penso che a questo punto un po' bisognerebbe come dire, fare il punto della situazione, trovare un po', non so, un po' più di tranquillità, perché 3 partite di fila di nuovo, cioè il Rennes è in caduta libera, non so lo ripeto, quali siano i motivi. Il fatto che non si riesce a realizzare a questo punto, non lo so, non sono allenatore, da fuori vedo che probabilmente fra imprecisione e altre cose, come diceva Gagliardi, ti manca l'occasione per alla fine sfruttare quello che ti capita. Però. E noi aggiungiamo, per quanto riguarda il discorso, la notizia di ieri, Lupe rossoblu in grande spolvero, 12 reti al Picerno, la seconda vittoria consecutiva delle ragazze di Orlando, quindi ieri Pippo, queste ragazze hanno fatto. stanno 12-0 è finita contro il Picerno, quindi stanno prendendo piano piano il passo. Facciamo i complimenti alle ragazze di mister Orlando, perché si stanno comportando bene. Allora, vogliamo andare a vedere il prossimo turno. La prossima settimana la Serie B resterà ferma, quindi questa pausa di campionato naturalmente servirà sia al Cosenza che al Crotone per ricaricare le batterie, per recuperare, come dice Braglia, gli infortunati, perché il Cosenza a Pescara ne aveva ben 7. Ci sono possibilità su che cosa? Su Palmieri, perché bisogna vedere in questi giorni, andremo allo stadio con Pippo, ci renderemo conto, si spera e ci si augura, avendo a disposizione 2 settimane, di averlo quantomeno in panchina tra i disponibili. Parlavano con i medici, cercano di recuperarlo probabilmente per Lecce, vedevano se riuscivano a farlo, però non so dire altro, perché ho visto il dottore a Pescara e mi diceva che stavano lavorando su di lui e pensavano di poterlo recuperare il prima possibile. È ovvio che cercano di fare miracoli, però perché poi rischi una ricaduta, no? Sì, e si cerca di, come è stato fatto con Embalo, di preservarli e non accelerare troppo il ripristino, in modo da evitare che, se ancora c'era qualcosa da fare, è meglio fare cicatrizzare, è meglio far sì che l'eventuale infortunio abbia sbocco immediato. E non ci abbiano rischi nel metterlo in campo. Se lo metti in campo alla fine ci vorrà ancora come stesso con Embalo. Ok, allora andiamo a vedere il prossimo turno, Enzo, sia della Serie C che della Serie B, così se siamo pronti lo leggiamo, che è questa praticamente è la Serie B, che riprenderà fra 2 settimane. Ascoli Benevento, Brescia Foggia. Questo è un testacoda, poi Carpi Crotone, ne abbiamo discusso con la collega Claudia Berlingeri, Cittadella Padova, Cosenza Palermo, poi abbiamo Cremonese Hellas Verona, Lecce Pescara, Perugia Livorno e Salernitana Venezia. C'è da dire, caro Pippo, che insomma ci sono partite importanti. Il Crotone deve andare a giocare a Carpi, per il Carpi è l'ultima spiaggia. Morso tua vita mea qui, ma anche Padova, Livorno, non è che sono belle. Il Padova che, come dicevamo, ha cambiato allenatore, il Cosenza che ospiterà il Palermo, quindi dopo questa sosta. Però c'è da dire, caro Pippo, che dopo domani, mercoledì, sarà recuperata la partita tra il Lecce e l'Ascoli. Dopo appena 5 secondi, ricordiamo che un mese fa era stata sospesa perché c'era stato quel giocatore esatto che era caduto, aveva sbattuto la testa, e quindi l'arbitro ha ritenuto opportuno, giustamente, fermare la gara, quindi rinviarla a data da destinarsi, e si giocherà dopodomani, quindi sia l'Ascoli che il Lecce recupereranno questa partita. Cosa vogliamo dire di questo turno fra 15 giorni, mister? Che ci aspetta sicuramente una delle squadre, per me dal punto di vista individuale, ha i 3 giocatori più forti della categoria. Non è prima perché non ha una società degna di tale nome e di tale piazza. Ti riferisci al Palermo, naturalmente? Esatto. Però Jajalo a centrocampo, Nestorowski e Puskas ritengo siano i 3 giocatori più forti della categoria, senza offesa per nessun altro, perché danno qualità, fisicità. C'è un ragazzo dello Ionio Cosentino di Trebisacci, Bellucci.
Sì, che non mi sta tanto simpatico, però no. È un gladiatore in campo, eh? Sì, ma è uno che è andato a tempo è retrocesso, è andato a Palermo e è retrocesso, a me non mi piace. Quindi ho capito. Dà quel carattere, ma poi nella sostanza è uno che fa C'è anche l'esame nazionale finlandese. Esatto, ma hanno Insomma, molta fisicità. parliamo di gente che... Se vogliamo entrare nello specifico, parliamo di gente... quello che può essere... il capitano della Macedonia, no? Quello che può essere la loro forza, cioè la fisicità, potrebbe essere controproducente contro un Cosenza che davanti può schierare dei giocatori molto vivaci, molto rapidi, molto veloci, e penso che sarà impostato in questa maniera la squadra, perché loro dietro hanno 3 difensori rocciosi, anche sugli esterni hanno 2 giocatori che vanno spesso e lasciano L'hai già spazi. studiato, che ieri ha giocato col 4-4-2? Sì, voglio dire, seguiamo qualche partita. Loro sono andati non in sempre. bambola a Siamo in chiusura, vedo che Enzo Leonti ci taglia, dimmi a volo. Loro sono andati in bambola a Crotone, Sì, i 2 hanno preso 3 centrali gol. specialmente. E poi voglio dire un'altra cosa, nella zona diciamo retrocessione che si è allargata, c'è anche la Salernitana, la Salernitana con noi, alla partita con il Venezia. E poi noi dobbiamo andare all'Arechi, capito, alla quindi... penultima di campionato. Allora, Pippo, se vuoi aggiungere i 20 secondi ti andiamo a salutare. No, io giusto il tempo per darvi appuntamento venerdì prossimo al mio programma Anteprima Sport, 16:30, 19:30 e 23. Non mancate, sempre su Tennis c'è l'informazione. Grazie a Gianluca Gagliardi che è stato nuovamente con noi, grazie al nostro amico Benito Scola per l'apporto dato alla nostra trasmissione replay e grazie naturalmente al collega Pippo Gatto, nostro collaboratore ma direttore di nuovacosenza.com. È tutto da parte di Franco Saghetto. Noi, nonostante ci sia la pausa di campionato, ci rivedremo sempre e comunque lunedì prossimo, sempre alle 15, naturalmente in serale ci sarà la replica. Arrivederci, è tutto.